Più di 800 controlli al giorno per garantire la sicurezza alimentare dei consumatori del Triveneto. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro nel 2023 ha eseguito 289.714 controlli lungo tutta la filiera di produzione delle materie prime fino alla distribuzione, dal campo alla tavola. Noi ci occupiamo innanzitutto dei mangimi per gli animali, proprio perché appunto se gli animali sono sani e vivono in una situazione di benessere, poi gli alimenti derivati saranno sani, e poi via via lungo tutta la filiera sugli alimenti sia di origine animale che di origine vegetale. Facciamo tantissime analisi, sono circa 290.000 all'anno, quindi 800 analisi al giorno sugli alimenti appunto sia di origine animale che di origine vegetale per quanto riguarda i rischi microbiologici, in particolare i batteri o anche tutte le contaminazioni di origine chimica. I dati sono stati presentati a Padova durante il convegno Dire Fare Alimentare, sotto la lente del microscopio gli alimenti di origine animale e anche i vegetali. La sicurezza alimentare in un'ottica di approccio One Health che parte dalla salute animale per arrivare a quella umana è un tema centrale dell'azione dell'Istituto Zooprofilattico. Ormai la maggior parte dei rischi alimentari legati ad esempio alla ristorazione collettiva, al catering, ai grandi eventi sono nettamente diminuiti proprio perché c'è tutto un sistema di controlli che garantisce che gli alimenti che arrivano diciamo nel settore commerciale sono sani, ma poi c'è qualcosa che succede invece nelle case delle persone ed è dimostrato che una parte dei rischi alimentari sono legati proprio alle cattive pratiche diciamo a livello domestico. E quindi su questo tipo di rischi bisogna lavorare con la comunicazione e con l'informazione. Importante è la comunicazione e con il progetto www.rischialimentari.it è stato anche attivato il portale che offre la possibilità di consultare in maniera rapida le informazioni essenziali da conoscere sui rischi per la salute connessi al consumo di alimenti. Il consumatore italiano in linea poi con il consumatore europeo è molto preoccupato rispetto al rischio chimico negli alimenti, cioè la presenza di sostanze chimiche nocive negli alimenti piuttosto che alla presenza di patogeni o microbatteri o al rischio fisico, quindi alla presenza di elementi esterni all'alimento. Il rischio chimico spaventa, associano l'espressione rischio alimentare proprio alla contaminazione dell'alimento.